spero di non dover abbastanza esplicativo, per tutti i linguaggi che non stampano questa stringa qui, dopodiché prova, try finally, prova a eseguirmi questo. Questo cos'è? Questo è un ciclo infinito, in realtà questa parte qui non verrà mai eseguita, essendo questo un ciclo infinito dal quale non si riuscirà mai più, un while true, perché finché true è vero, true è una variabile ed è vera per Python, quindi questo è come scrivergli finché 1 uguale 1, quindi rimarremo sempre qui dentro. Per uscire dal programma dovremo fare CTRL-C. Comunque, finché stai qui dentro, allora mi controlli. Se io schiaccio il pulsante, input 17, pulsante, se qualcuno schiaccia il pulsante, scrivo questa informazione e poi dopo spengo il LED spento e poi lo spengo perché lo porto a 0. Altrimenti accendo il LED, okay, e lo porto a 1, lo accendo e poi aspetto un mezzo secondo. Questo è il mezzo secondo dello sleep. Questo è tutto. In questo caso qui noi abbiamo due cose che stiamo tenendo d'occhio. Uno, la pressione di un pulsante, che è un'interazione meccanica, okay? Quindi interagiamo con Raspberry. La seconda cosa è che diciamo a Raspberry di fare una cosa, accendere o spegnere il LED. Sono la base praticamente di tutti i circuiti elettronici che dovrete mai affrontare, cioè pulsante e LED. Poi stato alto, stato basso, come uno stato fisico esterno e